Un album di figurine, una storia a fumetti, un gioco da tavolo alla scoperta dell'acqua termale di Abano e Montegrotto, le cui virtù erano note già in epoca paleoveneta. Meraviglia della natura, l'acqua che sgorga ad una temperatura di 80 gradi e che percorre il sottosuolo da millenni. Una storia per i bimbi che porteranno l'album nella propria casa. Con i genitori ed i nonni attaccheranno le figurine e giocheranno, diffondendo la cultura termale grazie al progetto Alle Terme con i Cuccioli, realizzato dal Consorzio Terme Eugane, supportato e finanziato dalla Regione. Far capire i piccoli per coinvolgere i grandi, perché poi è questo l'obiettivo, quello di promuovere un'area termale, soprattutto le peculiarità di quelle che può essere il benessere legato alle terme, ma anche a quello che è il valore aggiunto che l'acqua termale può dare a un territorio, proprio ai piccoli, per appunto stimolare anche i grandi. A realizzare i contenuti di album e gioco il gruppo Alcuni di Treviso, che produce cartoon cuccioli amati dai bimbi di ben 111 paesi del mondo. Per le nozioni sulla salute e prevenzione hanno collaborato il Centro Studi Pietro D'Abano e la Fondazione Umberto Veronesi. Abbiamo riscontrato che molto spesso non si conosce effettivamente dove sono Abano e Montegrotto, le proprietà delle terme, la loro storia, ma anche proprio la loro storia geologica, il fatto che questa è un'acqua antichissima che viaggia per migliaia di anni nel sottosuolo, per cui abbiamo voluto portare questa informazione in maniera divertente a tutte le famiglie della regione attraverso i bambini, che speriamo anche si divertano poi scoprendo le terme. Gli album verranno distribuiti gratuitamente nelle scuole primarie del Veneto. Le classi quinte potranno poi partecipare ad un concorso che si concluderà ad aprile, quando il grande gioco dei cuccioli sarà realizzato in scala gigante in piazza Terme Abano Montegrotto.